Ed ora l'eterna questione del nuovo ospedale di Padova. Sul tema intervengono adesso i sindacati che dicono si deve fare presto. La vera analisi va fatta, come dicevo prima, sulla prospettiva. È idoneo un ospedale costruito posto su posto, completamente in quella struttura, e soprattutto, se fatto lì, qual è il tempo necessario per poter dare un'effettiva risposta alla cittadinanza? Un'altra ubicazione per noi non è un problema, l'importante è che chi dovrà fare questa scelta faccia una scelta che sia idonea per dare una risposta alla cittadinanza. La priorità deve essere la salute del cittadino e non la discussione politica che in questi anni da destra a sinistra ha provocato solo ritardi nella realizzazione del nuovo ospedale. I sindacati padovani di CISL e CGIL si uniscono in un appello, anche se in tema di sito i pareri divergono. La CGIL infatti non esclude a priori il restauro del sito attuale. Se facciamo un conto di quanti euro sono stati spesi in questi anni per rimodernare, forse stiamo già facendo un nuovo ospedale su quello che attualmente c'è. Si deve però dare una risposta all'eccellenza medica padovana, ai cittadini, e soprattutto si deve tener conto della viabilità. L'ospedale deve essere accessibile e servito da un parcheggio, chiede la CISL. Non abbiamo più la possibilità di aspettare. Padova è una città importante e credo abbia bisogno di una risposta adeguata anche in questi termini. Ai sindacati preme anche dare una risposta al territorio con le strutture di prossimità. Questo è l'appello che fanno alla politica, in particolare all'amministrazione padovana, che deve sedersi al tavolo con regione e università. E sappiamo che le grandi strutture ospedaliere comunque puntano a un'innovazione tecnologico-scientifica, ma poi c'è tutto un territorio che invece è depauperato dei servizi.